imprese. Poi noi abbiamo bisogno di una pacificazione sociale, me lo lasci dire. Ecco, Presidente, secondo me ha centrato il punto. Il muro contro muro, lo dico a chi governa, mi ci metto dentro anch'io, che c'è l'obbligo di tendere una mano. Io non voglio dire che il governo deve rivedere la sua politica di sanità pubblica, però ad esempio tendere la mano vuol dire autorizza i tamponi a fai da te, non faglieli fare al singolo che potrebbe, cioè diventa una babele, faglielo fare l'impresa, avrà un responsabile 626 che farà anche questi tamponi fai da te, li registra. E invece quando hanno, diciamo, incentivato i portuali, il porto di Trieste, gli imprenditori... Li hanno autorizzati lì? Lì sì, e hanno detto i terminalisti che lo vogliono fare lo facciano, cioè comperino sti tamponi gratuiti per i propri dipendenti. Ma gli altri lavoratori non sono di meno, infatti secondo me quella circolare, quel decreto... Però quella circolare ha tirato su un casino. Esattamente, all'interno dello stesso Ministero e nel governo, cioè io sono d'accordissimo con lei, ci vorrebbe un po' di pacificazione in questo paese, perché guardi, è pesante il clima, allora, Presidente, è pesante. Parlo di un ruolo che abbiamo noi come amministratori. Parliamo di una minoranza, ma non va importa, bene, anche se ci fosse una persona sola in quella piazza. È un clima pesantissimo. Guardi, io non ho mai ragionato coi numeri, perché sennò non avrei seguito le proteste di vacca pazza, di quote latte. Senta, cioè la stragrande maggioranza, se non la quasi totalità degli agricoltori non aveva il problema delle quote latte. Io però ho ascoltato anche gli ultimi, no? Allora io dico, da un lato l'azione pacificatrice la deve fare chi governa, tutti noi, ma dall'altro anche la piazza. Cioè vedo toni e atteggiamenti che non sono solo riferiti alla volontà di risolvere un problema, vedo che si va molto più in là, perché si va dalle offese personali alle minacce o peggio ancora, come abbiamo visto a Roma, atti di violenza pesanti. Quindi io non sto colpevolizzando nessuno, dico è possibile che si torni alla serenità in questo paese? È possibile questo oppure no? E dopo noi abbiamo, qui non mi ci metto dentro perché mi tiro fuori, qualcuno non ha valutato il peso che hanno i social media, perché i social media oggi portano 15.000 persone al porto di Trieste, 20 anni fa senza Facebook e Telegram e le altre chat sarebbero arrivati forse in 100, 150, 200. Quindi c'è una nuova, come si può dire, manifestazione di una democrazia, definiamola così, digitale, che va valutata, che è la stessa democrazia digitale che permette oggi di diffamare chiunque, di offendere chiunque. Penso solo a voi quante minacce arrivano, quante offese arrivano. Oggi questa intervista che stiamo facendo, se venisse postata, verrà postata da qualche parte, verrà pubblicata in qualche social media, avrà migliaia di insulti o altro. Io mi dico, ma a che pro? Se non la pensi come me, cioè io ho detto di obbligare mai a insultare. Mi ha mai sentito nella mia vita dire di rendere obbligatorio qualcosa? Perché io credo nella libertà. Però non è possibile che ci sia è una minoranza, va rispettata, ma non violenze verbali, non violenze fisiche, perché allora non c'è più giustificazione. Senta.